Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, un'ora e mezza con i collegamenti da tutte le nostre redazioni sparse per ogni provincia della regione e con i servizi per sapere tutte le novità, tutto ciò che sta accadendo in Veneto in queste ore. La Croce Rossa di Padova nelle scorse ore ha liberato le palestre delle scuole Falconetto e San Benedetto da Norcia. I migranti sono stati temporaneamente accolti nei vari CAS che sono al massimo delle loro possibilità. Sul tavolo del prefetto di Padova, Francesco Messina, potrebbe arrivare l'ipotesi di un'accoglienza nei locali dell'ex area militare dell'aeroporto Allegri. Noi adesso ci colleghiamo con Campodoro, dove si trova assieme al nostro Francesco Ratai il sindaco Gianfranco Vezzaro, che racconta di come alcune palazzine del suo comune siano utilizzate per l'accoglienza, per cui subito la linea a Francesco Ratai e al sindaco di Campodoro. Sì, buongiorno da Campodoro in provincia di Padova, siamo con il sindaco Gianfranco Vezzaro perché ieri c'è stato un incontro tra i primi cittadini e i primi cittadini della provincia e il prefetto che si è insediato da qualche mese. Un primo incontro è stato definito dallo stesso prefetto un cocktail informale. Com'è andata, sindaco? Direi bene, primo approccio con il prefetto, anche se il mio in realtà non è stato il primo approccio con il prefetto, ma direi bene, insomma, poi è sempre un motivo per trovarci tra sindaci e scambiare comunque opinioni, idee. Ecco, un primo approccio in cui inevitabilmente si è parlato in qualche modo anche dell'emergenza richiedenti asilo. Cosa vi ha detto il prefetto? Ma è stato toccato in maniera molto leggera perché, ripeto, è stato un incontro informale, ha fatto solo un piccolo passaggio sulla questione dei migranti, chiedendo appunto la disponibilità e la collaborazione da parte dei sindaci, da parte dei comuni, insomma. Ecco, quindi non è stato sicuramente un incontro decisivo, però nel territorio di Campodoro c'è una situazione che il sindaco ha gestito e sta in qualche modo gestendo di alcune palazzine che erano state messe all'asta, acquistate da un privato e in cui vengono ospitati dei richiedenti asilo. Sì, allora si tratta di migranti, non migranti di primo sbarco, si tratta di migranti che comunque hanno già il modulo C3, quindi hanno sia la copertura col Servizio Sanitario Nazionale, sia possono già inserirsi nel mercato del lavoro. Quindi sono persone che vengono comunque gestite da una cooperativa, la cooperativa è lì sul posto. Non so sinceramente quanti siano perché poi noi non abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la prefettura, quindi si è arrangiato direttamente il privato con la prefettura, quindi non conosco i numeri, ma credo siano forse una quindicina, però ripeto sono persone comunque che hanno la possibilità di trovarsi un posto di lavoro. Io quello che posso dire è questo: se questi migranti riescono in qualche modo ad inserirsi in un contesto lavorativo, non disturbano i vicini, non disturbano il paese, si comportano bene, per me non c'è nessun tipo di preclusione. Chiaro è che se questi poi mi creano dei problemi, a quel punto faremo tutte le azioni possibili per cercare di convincere la prefettura di spostarli da un'altra parte. Ecco, però il tema dell'hub in cui accogliere più persone, questo voi dite un no? No, io sono favorevole all'accoglienza diffusa fatta in un certo modo. È chiaro che la stessa parola accoglienza diffusa significa poche persone divise in un territorio ampio. Se noi andiamo a concentrare tanti migranti in un'unica palazzina o comunque in abitazioni, è chiaro che poi c'è il rischio che questi magari per tutta una serie di motivi in qualche modo creino dei problemi poi sul territorio. Ecco, mi sembra molto chiara la posizione del sindaco Vezzaro. Prima di salutarlo e prima di salutarvi vorrei farvi ascoltare alcune voci che ha raccolto Valentina Visentin di alcuni primi cittadini dopo l'incontro in prefettura. Io ho spiegato molto chiaramente che la mia logica è di aiutare la città e la provincia, no, al di là di fare politica. E c'è anche l'aspetto umanitario, non va dimenticato, che è la cosa più importante per me. Pensare che ragazzi, donne, bambini siano per la strada mi fa male. Quando il prefetto mi ha chiesto collaborazione l'ho data, penso che sia mio dovere
dato presso le scuole, lui mi ha garantito due cose. Uno, che sono venerdì, ore 00, mi ha riconfermato oggi, le palestre saranno liberate. Per cui sono tranquillo, ha mantenuto la sua parola. Non saranno fatti hub, perché io sono per l'accoglienza diffusa, non per fare hub. E non è vero che ho litigato con lui. Io gesticolo come gesticola lui. Se gesticolo anche con voi sto litigando con voi. No, sto gesticolando. È stato un incontro di cortesia, rimane comunque la questione. Io come sindaco di Cadone che ho già ampiamente spiegato che Cadone che non è disponibile ad accogliere alcun tipo di profugo perché posti noi non ne abbiamo e come ho già ripetuto noi abbiamo già più di 70 famiglie e sono in attesa delle case popolari. È stato scongiurato comunque l'ipotesi di un hub, di una tendopoli. Esatto, proprio così. È stato scongiurato in questo momento e per quanto riguarda il mio comune assolutamente non è all'ordine del giorno. Nel mio comune non ci sono immobili comunali da mettere a disposizione e non mi risulta che ci siano neanche immobili privati di persone che possano affittarli o metterli in disponibilità. Quindi è un problema che sinceramente con tutto il bene che posso volere al prefetto e alla prefettura non so come potrei, per quanto riguarda la mia carica di sindaco, essere utile. Tirata di orecchie al governo no, una semplice attività di analisi. Nel 2018-19 con Salvini, ministro dell'interno, quando vennero fatte girare le barche, insomma, con i migranti, ci ricordiamo tutti quei momenti storici là, gli sbarchi erano stati quasi azzerati e il Covid non c'era ancora. Oggi, dopo il periodo del Covid, gli sbarchi invece sono i massimi storici. È un fenomeno che va analizzato, cioè perché nel 2018-19 si è riusciti a azzerarli e oggi non si riesce, non so darmi risposta, però credo che su questo il governo debba interrogarsi. Ecco, queste erano le testimonianze di alcuni primi cittadini dopo l'incontro che c'è stato ieri in prefettura. Io ringrazio il sindaco Vezzaro per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai, al sindaco Vezzaro di Campodoro. Questa dunque è la situazione al momento per quello che riguarda la gestione dei migranti in provincia di Padova. Noi diamo un'occhiata anche alle testate online dei quotidiani nazionali perché c'è un aggiornamento per quello che riguarda la guerra in Ucraina. Ce lo dà la Repubblica. Vedete il titolo: i droni ucraini colpiscono anche Stalingrado, la città simbolo della guerra patriottica di Putin. La guerra patriottica è come in Russia si chiama la seconda guerra mondiale. Uno sciame penetrato di droni ovviamente in profondità in territorio russo, raggiungendo non solo Volgograd, il nome attuale di Stalingrado, ed è stato solo in parte decimato dalla controaerea russa. Danni anche a Briansk e allarme alla periferia di Mosca. Adesso una notizia di cronaca, torniamo naturalmente in regione, travolge madre e figlio di 6 anni che stavano attraversando la strada. Drammatico incidente ieri sera a Conegliano. A investirla è una ottantenne alla guida di una Renault Captur. Da chiarire la dinamica del sinistro al vaglio dei Carabinieri. La mamma di 30 anni e il bimbo stavano attraversando la strada non sulle strisce pedonali e in un punto scarsamente illuminato di fronte ad un bar, quando è sopraggiunto il veicolo guidato dall'anziana che ha raccontato di non averli visti. La trentenne e il piccolo, residenti in un condominio poco distante al luogo dell'incidente, sono stati soccorsi da medico e infermieri del SUEM 118 che li hanno trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Conegliano. Il bimbo, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasferito alcune ore dopo in elicottero all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica, mentre la madre si trova al Cafoncello di Treviso. Saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per accertare le responsabilità dell'incidente. La viabilità dopo l'incidente ha subito pesanti rallentamenti al traffico. Ed ora parliamo di sanità, perché i veneti spendono e molto per curarsi privatamente, quanto emerge da uno studio che mette in una diversa prospettiva l'accesso alle cure in Veneto. I veneti spendono per curarsi privatamente. Anzi, fra le regioni del centro-nord sono quelli che spendono di più e nella classifica nazionale sono superati solo da alcune regioni del sud Italia.
A dirlo è una ricerca del professor Maruotti dell'Università LUMSA di Roma, che assieme a 2 ricercatori e a un'università statunitense ha costruito uno studio che mette a nudo tutte le criticità del sistema sanitario. A rilanciare la tematica è la sinistra italiana, che sottolinea come in Veneto siano 125.000 le famiglie che hanno speso oltre il 20% del reddito per curarsi, ovvero il 6% del totale dei nuclei familiari residenti in regione. Secondo la statistica il numero è superiore in percentuale a quello della Lombardia, che pure in questi anni si è caratterizzata per un forte processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Per la sinistra questi dati evidenziano una serie di situazioni, prima fra tutte quella economica delle famiglie, perché in Veneto il reddito medio è più elevato di quello di molte altre regioni. Questo potrebbe significare che la spesa reale delle famiglie venete per curarsi è più elevata di molte altre zone in cui i redditi sono più bassi. L'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari ha poi rilevato a luglio come in Veneto sia calato del 10% fra il 2018 e il 2022 l'importo dei ticket sanitari pagati dai cittadini. Anche in questo caso un corollario potrebbe essere una spesa sempre maggiore delle famiglie sui servizi offerti da strutture sanitarie. Ed è proprio quello che dicono molti cittadini che si rivolgono alle nostre redazioni per segnalare non tanto casi di malasanità o problemi macroscopici, ma uno stillicidio di piccoli e grandi ritardi nelle visite, date impossibili da fissare, telefonate per rinviare accertamenti già prenotati e via temporeggiando, con un solo risultato: chi può va nel privato, chi non può aspetta. Oggi la sanità pubblica veneta non garantisce più alle persone le prestazioni necessarie e nei tempi utili per tutelare la loro salute. Così molte famiglie si rivolgono alla sanità privata e altri sono costretti a rinunciare alle cure perché non hanno le risorse economiche necessarie per pagarle. E sulla sanità veneta esplode anche il caso dei buoni pasto. Il Nursind di Vicenza ha depositato una causa per la mancata erogazione dei ticket per gli infermieri, turnisti di notte e nei festivi. Una questione che potrebbe allargarsi a tutte le aziende sanitarie del Veneto per un valore di quasi 30 milioni di euro. Gli infermieri sono stati affamati. Lapidario Andrea Gregori, segretario provinciale del Nursind di Vicenza. Il riferimento è ai buoni pasto, anzi alla mancata erogazione dei buoni pasto per gli infermieri coinvolti dai turni notturni e festivi. Il sindacato ha depositato causa al Tribunale di Vicenza a fine luglio, chiedendo gli arretrati degli ultimi 5 anni per 5 infermieri per un valore di 1.600 euro a testa, che significa 8.000 euro totali. È arrivato a una sentenza di Cassazione per un'altra ULSS italiana e quindi noi abbiamo pensato bene, ancora un mese e mezzo fa, di presentare un ricorso al Tribunale di Vicenza perché riteniamo che sia un diritto esigibile e la Cassazione ha effettivamente detto che questo diritto è perfettamente esigibile da parte del personale turnista. Ora però la questione può diventare esplosiva. Se infatti la giustizia desse ragione a questi 5 infermieri, la richiesta dei buoni pasto arretrati potrebbe potenzialmente allargarsi a tutti i 2.100 infermieri turnisti del Vicentino, i 1.300 dell'ULS 8 e gli 800 dell'ULS 7, per un totale di oltre 3 milioni di euro. Se poi la questione si ampliasse alle altre ULS della regione, si arriverebbe a una cifra che peserebbe sulla sanità veneta per circa 27 milioni di euro. Questa evidentemente è un'ipotesi, ma il Nursind l'ha già presa in considerazione. Siamo in tanti e questo lo dimostra, nel senso che noi abbiamo fatto la causa pilota, ci hanno messo la faccia in questo momento solo i delegati sindacali del Nursind, ma è chiaro che una volta arrivati a sentenza noi allargheremo sia al fronte provinciale che regionale questa vertenza e quindi gli importi da pagare incominciano a essere consistenti. Gli importi diventerebbero consistenti. Per questo il Nursind chiede alle ULS coinvolte in questo momento di arrivare a un accordo. Diciamo che la sanità pubblica è ovviamente finanziata dai soldi dei contribuenti e per sostenere una causa in giudizio e resistere in giudizio fino al 3° grado bisogna utilizzare proprio i soldi dei contribuenti. Quindi noi consigliamo alle ULS di fare una proposta transattiva e di spendere meglio quei soldi in favore dei cittadini.
Ed ora parliamo della strage in Cadore, nella quale, lo ricorderete, quest'estate ha perso la vita un nucleo familiare di Favaro Veneto. Dal carcere Angelica Hatter, la donna che si trovava al volante dell'automobile che ha investito la famiglia, avrebbe dimostrato pentimento e parlato di un guasto all'auto. Affermazioni che hanno indignato i parenti delle vittime. Un guasto meccanico. Dalla sua cella nel carcere veneziano della Giudecca, Angelica Hutter, la 33enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore, in cui sono morti Marco, il figlioletto Mattia Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin lo scorso 6 luglio, si starebbe giustificando così. Sarebbe convinta che a causare l'investimento possa proprio essere stato un problema all'auto, che aveva percorso tanti chilometri da ottobre dello scorso anno in poi, tra la Baviera, la Grecia e l'Italia. Una giustificazione che indigna i familiari delle 3 vittime per questo tentativo, scrivono dallo studio legale che li rappresenta, il 3A, di chiamare in causa un guasto e per il suo tardivo pentimento. Finora avevano preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso, ma leggere queste dichiarazioni per loro è stato troppo. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze della tragedia, scrivono i legali, non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto. Difficile poi dimenticare quel video in cui si sentono i 2 botti fortissimi. Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza. Hanno dichiarato Elena Potente, che quel pomeriggio ha perso il figlio, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, fratello di Marco. I familiari poi si dicono anche perplessi, se non offesi, in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che la Hutter dice di provare e che, dicono, contrastano con la condotta tenuta nell'immediatezza dalla donna, che si è letteralmente disinteressata, chiudendosi nel silenzio come se nulla fosse accaduto. Intanto il periodo di carcerazione preventiva continua in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale del Riesame di Venezia, che difficilmente avrebbe concesso la libertà, se non altro per il pericolo di fuga. Ora parliamo di un altro incidente dall'esito mortale che questa volta si era verificato a Paese, in provincia di Treviso. Samuel Seno, il poliziotto che aveva travolto ed ucciso il 17enne Davide Pavana, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi. In tribunale è avvenuto l'incontro tra i genitori della vittima e l'automobilista. Chiusi in un'aula del Tribunale di Treviso, i genitori di Davide Pavane, il 17enne travolto ed ucciso l'8 maggio 2022 a Paese, hanno voluto incontrare il responsabile della tragedia, Samuel Seno, 31 anni. 25 interminabili minuti, colmi di dolore e di emozioni. Le lacrime della mamma che per la prima volta si è trovata faccia a faccia con il 31enne poliziotto che quella sera ha invaso la carreggiata finendo contro lo scooter del figlio. Un tasso alcolemico di 1,26 grammi per litro. L'udienza è terminata con il patteggiamento a 3 anni e 6 mesi, l'amarezza e la delusione della famiglia della giovane vittima. Siamo amareggiati per l'esito dell'udienza odierna perché riteniamo che la pena che sia stata comminata al signor Seno sia assolutamente troppo bassa rispetto alla gravità del fatto. Si sarebbe aspettati una pena decisamente più alta e con delle conseguenze anche dal livello di reclusione nei confronti del signor Seno, cosa che non è avvenuta. Sono stati momenti difficili, di dolore ma anche di tensione in tribunale. Samuel Seno è arrivato in aula accompagnato dal padre, soddisfatti gli avvocati che hanno difeso il 31enne. È una pena giusta tenuto conto che siamo in presenza di un incidente stradale e quindi di un reato di natura colposa, quindi direi che è stata equa la sentenza. Al termine dell'incontro con i genitori di Davide, ci spiega l'avvocato Capraro, Samuel era molto commosso ed emozionato. Si chiude solo una parte della fase processuale. Adesso ci sarà verrà emesso un ordine di carcerazione perché la pena condizionale arriva fino a 2 anni, poi verrà portata davanti al Tribunale di Sorveglianza e
vediamo di evitarli qualunque giorno di carcere, insomma, ecco. Samuel è un poliziotto ed ora partirà anche un'azione disciplinare da parte della questura. Una volta che c'è la sentenza passata in giudicata nel procedimento penale, come in questo caso fra un po', e verrà comunicata alla questura, la questura inizierà immediatamente il procedimento disciplinare nei confronti di Seno Samuel. Di questo lui ne è consapevole e affronterà quello che l'amministrazione prevederà per lui, naturalmente. Una tragedia che aveva colpito le comunità, quella di Morgano dove abitava Davide e quella di Paese dove è avvenuto l'incidente. Una tragedia che ha distrutto più famiglie, un dolore, quello della mamma e del papà di Davide, che mai potrà essere alleviato. Ed ora parliamo di politica. Tra poco adesso ci colleghiamo immediatamente con Treviso, dove si trova per noi Christian Arboit, perché è stato sancito il passaggio di Giampaolo Vallardi dalla Lega a Forza Italia. Vallardi tra l'altro era stato il parlamentare con più presenze in Parlamento nella scorsa legislatura. Credo che il nostro Arboit sia anche in compagnia di Flavio Tosi, il coordinatore regionale di Forza Italia, per cui gli cediamo immediatamente la linea. A te Christian, buongiorno a studio. La politica, nuovi ingressi in casa Forza Italia. Questa mattina a Treviso Flavio Tosi, che ha dato il benvenuto all'ex senatore numero 1 della Lega Giampaolo Vallardi. Continua Flavio Tosi la campagna acquisti di Forza Italia sostanzialmente, perché di questo si tratta, anche se a lei non piace molto questa espressione. Sì, perché campagna acquisti, buongiorno, campagna acquisti presuppone dare qualcosa in cambio di qualcos'altro. Qua invece non ci sono careghe, prebende, è semplicemente una squadra che si sta allargando. Una volta c'è stato per molti anni spazio per la demagogia, il populismo, la polemica gratuita. Adesso sta tornando anche negli elettori la voglia di serietà, concretezza, di capacità di governo. E quindi Forza Italia sta tornando a crescere come partito centrale della coalizione di centrodestra, fondatore del centrodestra, che avvicina e chiede ad amici che abbiano capacità, competenza e credibilità e diano risposta al territorio di avvicinarsi a Forza Italia. Quindi Giampaolo Vallardi rappresenta quel tipo di figura, perché Forza Italia, noi alla Camera siamo 44 deputati, siamo tutti sindaci, consiglieri comunali, assessori regionali, tutte persone che hanno capacità di governo del territorio, e Giampaolo Vallardi rappresenta quella competenza che serve a Forza Italia per crescere, in questo caso a Treviso. E di competenze c'è sempre bisogno, e infatti Forza Italia continuerà, diciamo, in questa politica di allargamento. Si fanno tanti nomi, sul tavolo ci sono quelli di Roberto Marcato, Federico Caner, addirittura Giampaolo Bottacino, attuale assessore alla protezione civile. È fantapolitica o sono nomi effettivamente sul tavolo questi, Tosi? Allora, sono nomi che corrispondono a quelli identificati, perché sono tutte persone capaci di governare. Dopodiché ben vengano se si avvicinassero a Forza Italia, però in realtà per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. Ripeto, sarebbero sicuramente persone che hanno il profilo giusto, perché sono decisamente amministratori che hanno competenza di governo. Il Sassolino lo ha lanciato, li ha sentiti? Allora, per rispetto delle persone non posso dare dettagli su rapporti personali. Ripeto, mi piacerebbe, perché sono persone che hanno assolutamente la capacità, la competenza e la credibilità, l'hanno dimostrata in tanti anni di attività. Lei, tra l'altro, a proposito di amministratori del territorio, questa mattina ha incontrato, lo ha detto pubblicamente, il sindaco di Treviso Mario Conte, e sarebbe un bel nome Mario Conte per Forza Italia. Allora, Mario Conte io escluderei che passi con Forza Italia. È il nostro sindaco, perché l'abbiamo sostenuto giustamente, ed è bravo, lo conosco da 30 anni, Mario è un bravissimo amministratore, averne sindaci come lui, però non credo che verrà con noi, ahimè. Vallardi si volta pagina, è una piccola grande rivoluzione politica e personale. Perché ha lasciato la Lega e ha abbracciato Forza Italia? Ho passato un passaggio moderato, questo mi sento più a casa mia, nel senso che anche le ultime evoluzioni da parte del populismo della Lega non le sentivo proprio mie fino in fondo, quindi vado verso un partito moderato, un passaggio con entusiasmo, perché continuo a fare quello che mi piace, seguirò le competenze per quanto riguarda l'agricoltura e le energie rinnovabili, i due temi che assolutamente hanno bisogno di molto impegno, di molta vicinanza nei confronti degli agricoltori.
non è un momento così entusiasmo per gli agricoltori, perché con i cambiamenti climatici siamo tutti un po' in difficoltà, quindi c'è bisogno di molta attenzione ma anche di molte risposte, quelle risposte che sono state per il passato anche promesse diverse volte ma che tardano ad arrivare, quindi c'è bisogno di molto lavoro, di molta vicinanza, non solo agli agricoltori, anche alle associazioni di categoria che impersonificano i temi e gli interessi degli agricoltori sul tema dell'agricoltura ma anche sul tema dell'energia, che poi alla fine si sovrappongono. Penso all'agrivoltaico, dove ci sono molti investimenti da fare arrivare, quindi portare soluzioni, portare entusiasmo, portare novità, perché chiaramente i problemi poi alla fine si risolvono anche con la tecnologia e con le novità. Quindi bisogna Questo quindi nella sostanza, Vallardi, ma le chiedo proprio brevemente, è Vallardi essere cambiato o la Lega? Ma io credo alla Lega, della Lega è rimasto solo il nome, di quei valori che mi hanno fatto 28 anni di storia, almeno dal mio punto di vista, perché poi è soggettiva la cosa, non mi sentivo più a casa mia e quindi ritengo che della Lega sia rimasto solo il nome. Fabio Chies, da qui si parte in vista delle comunali, delle amministrative 2024 che riguardano tantissimi comuni nella Marca e le europee. Ma assolutamente sì, impegni elettorali importanti, siamo contenti che Forza Italia torni ad essere un partito attrattivo, ringraziamo per questo grande impegno che Flavio Tosi sta mettendo nel guidare il partito regionale, un rinnovato entusiasmo, vedo tanti sorrisi e quando vedi tanti sorrisi a un tavolo vuol dire che c'è l'energia e l'entusiasmo per ripartire. Tra l'altro Giampaolo è anche un amico, una persona con grande professionalità e ricordiamo una cosa importante, Giampaolo viene da noi come uomo che non ha incarichi politici, per cui questa scelta vale ancora di più perché è una scelta personale, è una scelta etica, è una scelta che non riguarda ruoli, per cui veramente complimenti a Giampaolo perché ogni cambiamento che fai implica coraggio, lui ce l'ha, c'ha tanta energia e soprattutto tante competenze da mettere a disposizione di un territorio che dell'agricoltura fa veramente un caposaldo. Già, le europee, Tosi, solo una battuta velocissima. In vista delle europee il centrodestra deve rimanere con il PPE, è un avviso anche a Meloni. No, non è un avviso, è un auspicio. Il PPE sarà comunque vada forza di governo europea determinante, probabilmente sarà sempre ancora la prima forza di governo europea. L'Italia in Europa non conta quanto dovrebbe, perché noi siamo oggi uno dei 4 grandi paesi europei, Spagna, noi, Francia e Germania. Se il centrodestra fosse tutto insieme all'interno di quella cornice vorrebbe dire rafforzare l'azione dell'Italia, perché ci sono partite, abbiamo visto, i motori a combustione interna, le case green, cioè ci sono dei temi che comunque incidono tutto il patto di stabilità passa tutto da là. Avere un PPE forte con un governo italiano all'interno vorrebbe dire che l'azione dell'Italia rispetto all'asse franco-tedesco potrebbe cambiare gli equilibri. Grazie Flavio Tosi, grazie Giampaolo Vallardi, grazie Fabio Chies. Con Nicoletta Rizzetto dal Cuore di Treviso vi restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit e ai suoi ospiti. Noi continuiamo a parlare di politica regionale perché polemica per le dichiarazioni dell'assessore regionale Elena Donazzana che a Padova aveva definito i detenuti la peggiore umanità. All'attacco ci sono il centro-sinistra e le associazioni che lavorano all'interno del carcere. Parole aberranti le ha definite l'onorevole PD Alessandro Zan. È solo l'ultima pioggia di critiche contro l'assessore regionale Elena Donazzan che al sit-in del sindacato di polizia ai 2 palazzi di Padova ha detto non esistono regole di ingaggio chiare in assoluto quando abbiamo a che fare con la peggiore umanità. Contro Donazzan anche le consiglieri regionali Elena Ostanele e Vanessa Cammani e tutto il PD con il segretario veneto Andrea Martella che definisce i toni usati dall'assessore di Fratelli d'Italia ancora una volta sbagliati e poco rispettosi. Noi dobbiamo contemporaneamente avere il massimo rispetto per gli operatori della polizia che operano nelle carceri e sappiamo quanto sia complicato farlo e dobbiamo sempre ricordarci dei principi e quindi sostenerli economicamente, con più personale, con più piani legati a diciamo, le risorse umane per la polizia penitenziaria e contemporaneamente dobbiamo ricordarci dei nostri principi costituzionali, e cioè
che il compito delle carceri è quello di poter rieducare le persone. Donazzana oggi replica spiegando il paragone che stava facendo, portando la sua solidarietà agli agenti della penitenziaria. Un conto è la vigilanza in una scuola dell'infanzia, dove hai le creature, i bimbi, la migliore umanità. Il problema non è da ricercare nella peggiore umanità, ma nella pigrizia istituzionale che lascia inapplicato l'articolo 27 della nostra Costituzione, scrive l'assessore al sociale di Padova Margherita Colonnello. Amarezza per le dichiarazioni di Donazzana è stata espressa anche dalla responsabile della rivista carceraria Ristretti Orizzonti, che da moltissimi anni lavora con i detenuti. Io ricordo sempre quello che ci ha detto un giorno Agnese Moro, che ha avuto il padre ucciso dalle Brigate Rosse, lei quindi che ha subito un lutto così grave per colpa di una persona che le ha ucciso il padre, e ha detto: io non voglio buttare via nessuno. Ecco, io non voglio buttare via nessuno, e spero che anche l'assessora capisca che potrebbe capitare in famiglie di amici, di persone così, e allora cominceresti a capire che questa cosa della peggiore umanità non è la realtà. L'assessore regionale oggi, spiegando le sue dichiarazioni, ha voluto anche ricordare quanto fatto per la formazione e l'occupazione in carcere. Poi si estrapolano dei pezzi e questi pezzi scandalizzano le anime belle che pensano di dare lezione di democraticità e anche di interventi. E chiarisco anche un'altra cosa: la Regione del Veneto è tra quelle che fa più iniziative, le faccio io come assessorato, dentro le carceri, sull'istruzione. C'è stato un problema con il servizio, vediamo tra poco nel caso di recuperarlo. Noi intanto ci trasferiamo a Tessera, in comune di Venezia, dove si trova l'aeroporto internazionale Marco Polo, perché oggi è una giornata di sciopero per quello che riguarda gli aeroplani. Ci sono diversi voli che sono stati cancellati in Italia, per cui una giornata di disagio per chi deve prendere l'aereo. Noi ci colleghiamo quindi con Anna Maria Parisi, che si trova per noi all'ingresso dell'aeroporto di Venezia. A te la linea, Anna Maria. Aeroporto Marco Polo di Tessera, con i lavoratori in sciopero, aderiscono per 24 ore allo sciopero nazionale. Lottiamo per la nostra dignità salariale e lavorativa, diciamo basta sfruttamento. Questo lo slogan con tanto di striscione, ce ne sono tanti altri che accompagna lo sciopero, appunto per chiedere maggiore dignità salariale, ovvero il rinnovo del contratto di lavoro. Quindi in sciopero tutti i lavoratori handler e uno sciopero, ripeto, nazionale. Con me i sindacalisti della Fly, venite pure accanto a me, grazie, con il segretario Vincenzo Nuzzolese e Parisotto Mina. Ecco, mi metto qui al centro, scusate, passo di qua tra di voi. Dunque, segretario, qual è la ragione di questo sciopero? Spiegamelo nel dettaglio. La ragione è praticamente sempre la stessa. Da oltre un anno e mezzo noi abbiamo riportato, alla luce il problema della carenza, della mancanza del contratto per quanto riguarda i lavoratori dell'handling, condizioni di lavoro che sono diventate insostenibili, mancanza di personale perché le persone scappano. Il motivo per cui scappano è che il salario è veramente basso rispetto alle condizioni di lavoro. Ecco, uno sciopero cui segue anche un corteo, Mina. Sì, segue un corteo per manifestare il nostro disagio. Noi come comparto della sicurezza sosteniamo gli handler e ribadiamo il concetto che c'è bisogno di una dignità salariale. Per quanto riguarda invece il comparto della sicurezza, che aderisce comunque e segue il comparto degli handler, stiamo chiedendo il rinnovo della nostra contrattazione di secondo livello e già un mese fa c'è stato un incontro disdetto da parte di Trivento Sicurezza riguardante appunto il rinnovo della nostra contrattazione di secondo livello. Ecco, uno sciopero di cui ancora non si sa quale sia l'adesione, ma viste le stime precedenti si presume sarà alta, lo si saprà questa sera naturalmente. Sicuramente i numeri saranno alti perché il problema è molto sentito. Noi non stiamo combattendo soltanto esclusivamente, che pure è importante, per la questione salariale, ma stiamo combattendo anche per le giovani future. L'aeroporto di questo passo non troverà più persone che disposte a lavorare, perché il problema è che la mole di lavoro rispetto a quelle che sono le paghe, che sono tra l'altro bassissime, sono ferme ormai da 10 anni, non consentono più di trovare un serbatoio per lavorare in aeroporto.
Grazie, un'ultima battuta con Mina, naturalmente ci saranno delle ripercussioni per quanto riguarda anche il traffico aereo. Sì, so di molte cancellazioni, per cui comunque il disagio per i lavoratori, per gli utenti sarà alto e questo fa sì che la nostra voce possa essere ascoltata a livello nazionale. Grazie dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, con lo sciopero dei lavoratori è tutto, la linea torna allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi in collegamento da Tessera all'aeroporto Marco Polo di Venezia. E oggi c'è un altro sciopero in Veneto, in provincia di Belluno. Si tratta di 2 scioperi, di 2 ore di sciopero a fine turno e un invito alle aziende a devolvere la medesima quota di salario degli aderenti alla protesta al Fondo Provinciale per le Vittime sul Lavoro. L'iniziativa di protesta è stata proclamata dalla CGIL e dalla UIL di Belluno. Non partecipa invece la CISL. Noi abbiamo sentito allora il segretario generale della CISL di Treviso, Massimiliano Paglini. Avevamo detto prendiamoci 48 ore di tempo per costruire questo fondo, chiedendo a tutte le associazioni del territorio datoriali. Invece è stata scelta la via dello sciopero di 2 ore. Il sindacato si spacca e stavolta non per divergenze su un'avvertenza o un accordo. La CISL ha detto no allo sciopero proclamato da CGIL e UIL contro le morti bianche e stavolta la frattura, se possibile, fa ancora più rumore. Per il sindacato guidato da Massimiliano Paglini l'astensione dal lavoro non è stata una scelta opportuna, così come ci sono dubbi sulla eventuale costituzione del fondo in favore dei familiari delle vittime degli infortuni. Non capisco come faranno, non capiamo come faranno a costituire questo fondo, peraltro è un fondo che non è ancora nato e sul quale bisognerà far aggiungere dei soldi perché i lavoratori che sopravvivranno pagheranno le ore di sciopero. Raffreddare gli animi e convogliare le risorse per creare un fondo coinvolgendo le associazioni datoriali del territorio, spiega Paglini, che a nome della CISL ha inviato una richiesta di incontro urgente. Pensiamo che in questo momento si possa fare anche diversamente che solo un semplice sciopero. Fermo il fatto che tra le altre cose che avevamo proposto a CGIL e UIL era quello di una assemblea pubblica che coinvolgesse la cittadinanza. Su questo auspico che ci sia la convergenza unitaria di poterla convocare rapidamente. Resta prioritario per Paglini la tutela della vita dei lavoratori e il riferimento va all'infortunio mortale sul Padon. Se è vero quello che si sta mormorando rispetto alla vicenda, ovvero che c'è stato un errore di comunicazione tra chi gestiva l'impianto di risalita e gli addetti alla manutenzione, significa che non è stato fatto un minimo di investimento anche rispetto alla comunicazione stessa. Noi abbiamo detto regole più severe sia per quanto riguarda la gestione dei cantieri dove ci sono più soggetti e regole più severe che puniscano i responsabili di comportamenti inadeguati. Queste dunque le posizioni che dividono la CISL dalla CGIL e la UIL oggi in sciopero per 2 ore a fine turno in provincia di Belluno contro le morti sul lavoro. Noi voltiamo pagina e ci colleghiamo in diretta con Bassano del Grappa perché oggi, dopo mesi di lavori, è riaperto il Ponte della Vittoria, anche se non per tutti. Ciclisti e pedoni dovranno attendere ancora qualche tempo, ma ci racconta tutto Sharon Di Carlo, che vedo già collegata. Buongiorno Sharon. Buongiorno Filippo, l'abbiamo raccontato ieri, l'apertura parziale in diretta del Ponte della Vittoria, ma non sono passate neanche 24 ore che già sorgono delle polemiche, perché il ponte non può essere attraversato da pedoni e ciclisti. Io sono qui con Renzo Masolo, presidente FIAB Bassano, buongiorno. Salve a lei e salve a tutti i telespettatori. È d'accordo lei con questa decisione? Beh, allora innanzitutto a me non risulta che sia stata fatta nessuna ordinanza, perché sul ponte non c'è nessun cartello che cita l'ordinanza, per cui qualunque ciclista che non guarda le TV, i giornali o che non legge i giornali, non vedendo nulla può passare. FIAB per canto suo è convinta che tutti abbiano lo stesso diritto di utilizzare le strade. Sappiamo che le strade dall'articolo 2 del codice della strada sono aree ad uso pubblico che permettono la circolazione di pedoni, veicoli e animali. Sapete che la bicicletta, il velocipede, è un veicolo classificato tra i 12 tipologie di veicoli, per cui può passare. Penso che sia sicuramente una soluzione democratica, permettere anche ai ciclisti di passare, anche perché se è vero che il ponte deve essere fatto
rispetto a chilometri 30 non vedo come una bicicletta che va solitamente attorno ai 15-20 km all'ora per poco più di 100 metri possa intralciare il traffico. Vediamo adesso una bicicletta che passa e la corriera dietro che mantiene la sua velocità, cioè i 20 all'ora, senza nessun problema di sicurezza. Ecco, ci chiediamo allora se è vero che è stata fatta questa ordinanza. In questo caso noi ci informeremo, perché l'ordinanza comunque deve essere comunque riportata, e in ogni caso l'ordinanza deve essere fatta in casi eccezionali, estremi o per periodi molto limitati. Qua stiamo parlando di chiudere il ponte alle biciclette è già stato chiuso per 2 mesi per tutti, adesso si parla di chiuderlo per i pedoni e i ciclisti per 4 mesi, ma se questo verrà fatto è una cosa molto grave. Se invece viene tenuto come in questo caso va benissimo. Vediamo che stanno passando ancora biciclette, ma perché non c'è nessun problema. In un ponte di questo tipo per 100 metri si può andare benissimo ai 30 all'ora e stare tutti felici e sereni, non c'è nessun problema. Tra l'altro noi di FIAB ancora i primi di luglio avevamo detto all'amministrazione: non fate le 2 corsie e il marciapiede ciclopedonale, perché riducete di molto le corsie, che è anche un pericolo in caso di necessità in cui debbano passare molto velocemente i mezzi del soccorso o i mezzi dei vigili del fuoco o delle forze dell'ordine. Esatto, questo è un altro punto. FIAB diceva: non siamo d'accordo con la progettazione di questa ciclopedonale. Perché? Ci spieghi bene nel dettaglio. Perché FIAB ha insistito tantissimo anche con l'amministrazione precedente per riuscire ad ottenere le corsie ciclabili, che sono il futuro della mobilità urbana, cioè le corsie ciclabili devono diventare la norma. In questo caso, con questo intervento progettuale, sono state cancellate. Una cosa che era stata inserita con grande fatica e grande determinazione e insistenza è stata tolta, e questo non riusciamo a capirlo. Tra l'altro, spostiamoci un secondo, questa è la diretta, spostiamoci verso di qua che c'è la macchina che deve entrare. Sì, dobbiamo spostare la bicicletta, allora sì, dobbiamo spostare la bicicletta perché c'è una macchina che sta entrando. Comunque sì, l'avete capito, c'è molta polemica per questo blocco a biciclette e pedoni. Stava finendo il discorso. Dispiace perché FIAB è una risorsa nel nostro territorio da tanti anni, è sempre disponibile, ancora adesso è disponibile. Se si fossero tenute le corsie più larghe con le corsie ciclabili, adesso avremmo la possibilità di avere addirittura un senso unico eccetto bici, cioè potremmo avere una corsia bici e auto a senso unico con una corsia ciclabile e una corsia delimitata gialla, per permettere addirittura alle biciclette di tornare indietro, cioè di andare nel senso opposto, e questo faciliterebbe proprio la mobilità sostenibile, cioè sarebbe un esempio concreto per, in questa situazione anche di emergenza, di facilitare e permettere a molti cittadini che hanno la possibilità di farlo perché devono fare dei piccoli trasferimenti, di andare in bici al posto di andare in macchina, perché per tornare in bici, ricordo, o si fa il Ponte Vecchio, tra l'altro a piedi, oppure si fa il terzo ponte. Grazie, abbiamo capito che FIAB quindi non è assolutamente d'accordo con questa nuova progettazione del Ponte della Vittoria. Siamo sempre disponibili a sederci su un tavolo e dare i nostri pareri tecnici, che sono autorevoli perché sono dettati da un'esperienza decennale, e ci spiace che l'amministrazione non colga, diciamo, questa grossa opportunità che c'è in FIAB, per cui noi manifestiamo sempre la stessa identica disponibilità ad esserci e a favore dei cittadini, perché in questo caso non ci sembra una soluzione a favore dei cittadini. Grazie a Renzo Masolo di FIAB, grazie mille, è stato molto chiaro. Da Bassano del Grappa al Ponte alla Vittoria è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e al suo ospite. Noi continuiamo ad occuparci di viabilità, perché a Padova stanno arrivando le nuove multe che sono state combinate, elevate dalle nuove telecamere poste a controllo delle corsie preferenziali e della ZTL. Dopo 2 mesi di preesercizio, ovvero quando le telecamere sono in funzione ma non erogano multe, con il 1° di agosto sono scattate le sanzioni dei varchi ZTL e delle corsie preferenziali. In totale, nella prima settimana, sono state elevate quasi 10.000 multe.
un numero alto che però rappresenta il 18% dei veicoli controllati. Nonostante questo, insomma, sono state rilevate delle sanzioni. Ci sono, adesso ricordo per esempio su via Cavazzana circa 1200 passaggi con circa 200 sanzioni elevate. Corsie preferenziali e ZTL non sono state modificate, è solo aumentato il controllo, specificano da Palazzo Moroni. Per ora resteranno anche i cartelli luminosi che indicano i divieti. Il preesercizio è servito perché in alcune vie i passaggi sono passati da 8.000 a meno di 3.000, di cui gran parte autorizzati. Esistono però ancora molti passaggi abusivi, sia corsie preferenziali che su ZTL, diverse centinaia al giorno. Noi abbiamo fatto di tutto con una grande comunicazione prima dell'avvio anche del preesercizio, ma anche durante l'esercizio vero e proprio, con dei display luminosi di fronte agli ingressi non consentiti, per evitare le persone di passare, per avvisare il più possibile che effettivamente le telecamere erano attive e multavano. E a Venezia invece c'è un problema diverso, che è quello del parcheggio. Naturalmente c'è un garage comunale che ha fatto un bando, ma le richieste sono state talmente tante che solamente un automobilista su 7 riuscirà ad avere un posto. L'assessore alla mobilità Renato Boraso ha annunciato che si sta lavorando per assegnare nuovi posti a chi ne ha il diritto. Chiuso il bando comunale di Piazzale Roma per i posti auto, 1797 domande per 250 posti, 29 gli spazi richiesti dai disabili, 1328 da persone fisiche, 440 da società. In pratica l'assegnazione riguarda circa un richiedente su 7. Sono testimonianza che c'è grande aspettativa, grande attesa, perché è un fabbisogno reale. Oggi la società, anche in centro storico, tutti quelli che vivono, che sono dei veri eroi, hanno anche la necessità di avere una possibilità di arrivare in macchina per la propria famiglia, per il proprio lavoro. È evidente, abbiamo fatto un lavoro molto particolare, perché oltre che le persone che hanno restituito la disponibilità perché sono defunte, c'era anche chi teneva il posto non avendo più la residenza in centro storico. Quindi è stato fatto un lavoro certosino, e ringrazio AVM nome per nome per ripulire e per rimettere in disponibilità, perché questo bando nasce per chi vive e abita in centro storico a Venezia. Le richieste sono troppe rispetto ai posti e l'amministrazione assicura che sta lavorando per mettere a disposizione nuovi parcheggi. C'è il tema di fondo, abbiamo una delibera ferma dal 2019. Noi avevamo dato la possibilità al Garage San Marco di ampliarsi sulle aree Veritas Sant'Andrea per quasi 400 posti, hanno rinunciato. Adesso con i nostri uffici legali stiamo capendo come recuperare questa cosa, magari anche affidandola ad AVM l'ampliamento delle garage, e quindi recuperando ulteriori posti, però va costruita l'involucro. L'altra cosa invece è il lavoro che sta facendo il sindaco Luigi Brugnaro da mesi, proprio in maniera stretta con il presidente dell'autorità portuale, perché ci concedano delle aree per i nostri residenti, per i cittadini del centro storico, sull'area dell'ex Venezia Terminal Passeggeri. L'impegno dell'amministrazione è dunque lavorare intensamente per soddisfare, se non tutte, la maggior parte delle richieste pervenute per un posto auto. Noi nei prossimi mesi affronteremo il tema di questa delibera che autorizzava l'ampliamento del San Marco, e anche spero che il sindaco concluda positivamente per i nostri concittadini di Venezia questo rapporto di collaborazione con l'autorità portuale per recuperare almeno 300-400 posti proprio per i nostri residenti. E invece sul fronte multe, prima parlavamo di quelle che stanno arrivando a Padova per le nuove telecamere che controllano la ZTL del capoluogo. Poco distante a Cadoneghe c'è una questione aperta per un'auto Velox. Noi abbiamo ascoltato il sindaco Marco Schiesero che parla dopo l'indagine sull'auto Velox che vede indagato per falso il capo dei vigili del suo comune. La speranza di tutti i multati è quella di veder cancellata la pioggia di multe, ben 24.000 emesse in un solo mese dai 2 autovelox collocati all'inizio della strada del Santo e che sono attualmente inattivi dopo l'atto vandalico che la notte del 9 agosto li ha messi fuori uso. Una speranza che ha preso piede dopo la notizia dell'indagine della Procura che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati, con l'ipotesi di falso in atto pubblico, il comandante della polizia locale di Cadoneghe e un agente. Il sindaco del comune invita però alla cautela
cautela, ancora non c'è nulla di definitivo. In questo momento sono in corso delle indagini e pertanto io non posso dire alcunché, tantomeno ipotesi sull'annullamento in questo momento non sono assolutamente all'ordine del giorno e prese in considerazione. Una volta terminate le indagini, una volta terminata l'ispezione interna da parte del mio segretario e dei miei uffici, potrò allora fare qualche considerazione più precisa. Sotto la lente degli inquirenti l'iter che ha preceduto la messa in funzione dei 2 apparecchi. Il sindaco Marco Schiesaro per la prima volta commenta l'indagine anche se non si sbilancia e resta in attesa dei risultati che arriveranno dalle verifiche della procura. Umanamente, personalmente, a me dispiace molto quando una persona viene coinvolta e investita da un avviso di garanzia. Io auspico che tutto, si risolva al meglio per queste persone che peraltro conosco e umanamente sono anche affezionato, quindi a me dispiace. Dall'altra parte però è giusto e opportuno che la magistratura faccia tutte le indagini e verifichi tutti i documenti che sono stati effettuati e profusi dai vari uffici. Intanto proprio in Alta Padovana dobbiamo darvi notizia di un terribile incidente che è avvenuto ieri circa alle 6:30 di pomeriggio a Piombino Dese. Un anziano è stato investito mentre attraversava la strada. Sta lottando tra la vita e la morte, ricoverato in terapia intensiva, un anziano di Piombino Dese che ieri sera è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto verso le 18:30 in via Albare. L'88enne è stato scaraventato a terra da una donna di 58 anni al volante della sua auto. La conducente si è fermata e ha allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e la polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. Viste le condizioni disperate dell'anziano, da Treviso è stato fatto alzare l'elicottero del SUEM che lo ha trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La donna alla guida del mezzo è stata sottoposta come da prassi ad alcol test, risultato negativo. Da un primo riscontro pare che l'automobilista sia stata abbagliata dal sole e non si sia accorta dell'anziano. Noi ci fermiamo per un istante, Focus TG ritorna tra un minuto. Bentrovati a Focus TG in diretta come sempre su Rete Veneta come ogni giorno. Adesso noi ci colleghiamo con Vicenza perché a Vicenza oggi viene celebrata la patrona della città e la festa della Madonna di Monteberico e noi ci colleghiamo con Luisa Bertini che si trova proprio davanti al santuario di Monteberico, oggi meta di migliaia di pellegrini. Con lei il priore del santuario, padre Carlo Rossato. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Monteberico, a Vicenza, dove si sta svolgendo la festa patronale della città, festa dedicata alla Madonna di Monteberico che si celebra dal 1978. Una tradizione che vuole che tutti i vicentini, i fedeli, arrivino qui al santuario a piedi. Festa che coniuga anche la devozione, la tradizione e la solennità. È in corso la celebrazione della Santa Messa, oggi presieduta dal Vescovo Emerito Beniamino Pizziol, perché il Vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto è a Roma in questi giorni perché ha un incontro con Papa Francesco dove sono stati convocati tutti i vescovi di nuova nomina. Intanto io con voi sentirei il messaggio che ci ha lasciato al microfono il rettore della Basilica, padre Carlo Rossato, e poi restituisco a voi la linea allo studio. Quest'anno qual è il messaggio particolare? Quest'anno io mi soffermo su questo termine affascinante che è la nascita. Questo santuario da sempre è un grembo di nascita per ogni persona, di rinascita. E chi entra un giorno come oggi, che è meraviglioso, si ritrova a riconsiderare la propria vita e affidarla a Madre Celeste. Tutta la liturgia gioca intorno a questo termine nascita ed è bello perché noi abbiamo bisogno di rinascere ogni giorno, rinascere alla gioia,
alla speranza, alla bellezza e all'incontro. Ecco, questo io credo che sia il messaggio dirompente e meraviglioso di questo giorno, 8 settembre, da sempre carico di risonanze, no? di aperture. Guarda, qua sono migliaia di persone quest'oggi, perché sono qua? Noi non lo sappiamo fino in fondo, lo sa Madre Celeste, che prepara un appuntamento per vie segrete, a noi talvolta anche nascoste, affinché ciascuno sia qui. Quali sono le rassicurazioni che vengono a chiedere i fedeli in questo periodo storico? Sono tante le ansie, le fatiche, le preoccupazioni, le apprensioni, che può essere il lavoro, la malattia, tutte quelle situazioni che avvolgono la persona per gettarla nell'angoscia, nella delusione, nella rassegnazione. Invece no, qui no, c'è un cambiamento repentino di questa vita che appunto viene accolta in questo grembo, che è il grembo materno di Santa Maria, Madre Celeste, che poi è lei che dona, chi dona? Il figlio che è evento di salvezza, sorgente di vita, di amore, di amicizia e di speranza. Senta, voi avete anche un punto di forza? E questo era Carlo Rossato, il priore del santuario di Monteberico, intervistato da Luisa Bertini, che si trovava di fronte al santuario. Oggi naturalmente viene celebrata la patrona della città di Vicenza. Noi adesso torniamo a collegarci invece con Treviso, dove c'è Christian Arboit, si trova alla caserma Cadorin, perché c'è appena stata la visita del ministro della giustizia Carlo Nordio per ricordare gli 80 anni dall'armistizio, ma si è parlato anche d'altro, vero Christian? Assolutamente Filippo, buongiorno a te e a tutti i tuoi telespettatori, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. La cerimonia si è conclusa circa un quarto d'ora fa, questa sera nel corso dei nostri telegiornali ve la racconteremo. Una cerimonia molto intensa, molto semplice. È stata deposta questa corona qui all'esterno della caserma Cadorina, siamo a ridosso della strada Feltrina, perché 80 anni fa, nel giorno dell'armistizio, qui venne chiuso un campo di concentramento. All'interno di questa caserma, infatti, Filippo, c'era un campo di concentramento dove venivano imprigionati in particolare i civili sloveni e croati, uomini e donne. Tra il 42 e il 43 qui vennero imprigionati circa 20.000 soggetti, 20.000 persone, soprattutto sloveni, croati, ma anche australiani, anche inglesi, americani. Nel giorno dell'armistizio, con l'armistizio per l'appunto tra Badoglio e Eisenhower, questo campo di concentramento venne chiuso. Il comune di Treviso, in particolare l'Istresco, stanno preservando la memoria di questo luogo. Questa mattina, quindi, le celebrazioni, erano presenti anche le autorità militari e civili di Slovenia e Croazia. Questa mattina dicevamo le parole molto precise di condanna al regime nazifascista del ministro, il guardasigilli Carlo Nordio. Quindi io vi farei sentire proprio l'intervista a Carlo Nordio, che parte per l'appunto dalla giornata di oggi e poi va sui temi di più stretta attualità. Ieri sera il Consiglio dei Ministri, con l'approvazione del decreto Caivano, detto anche decreto Baby Gang, e Carlo Nordio che parla anche di riforma della giustizia. Riforma, dice, che va avanti. Sentite Nordio. Perché va ricordata? Va ricordata perché è l'inizio della fine, dopo la fine di un inizio.
cioè la fine dell'inizio di una guerra sciagurata, voluta da un regime sciagurato e condotta nel modo ancora più sciagurato, ma è anche l'inizio della fine, perché il riscatto dell'Italia è iniziato proprio in quel momento. Militarmente parlando, ovviamente la preponderante attività militare fu svolta dai nostri amici alleati, ma non dobbiamo dimenticare il contributo sia del neonato esercito italiano e sia ovviamente dei patrioti che all'interno del paese, sfidando la Gestapo, sfidando l'SD, sfidando le squadracce fasciste di Salò e delle varie bande miserabili che agivano all'interno, rischiarono e spesso dettero la vita per la liberazione dell'Italia. Quindi diciamo che è un inizio di una fine così tristissima, che però segna anche il momento del riscatto dell'Italia. Ministro, possiamo fare una battuta su Caivano velocissima, visto che il tema delle baby gang coinvolge anche i territori. Se ne sta parlando tanto di questo decreto, secondo lei quali sono gli elementi caratterizzanti, salienti? Ma gli elementi caratterizzanti sono essenzialmente la possibilità di ammonire i non imputabili, quindi gli infra 14enni, e di punire anche gli ultra 14enni, infra 18enni, che purtroppo hanno dimostrato un'aggressività, soprattutto in certe zone d'Italia, ma ahimè anche nella nostra Treviso, contro cose e addirittura contro persone. Questo, apro una parentesi, questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me, proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro, e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti, adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine, e quindi era assolutamente necessario intervenire con misure preventive, ma anche con misure repressive. Un altro elemento caratterizzante è la responsabilizzazione dei genitori, fatto in vari modi, che adesso, compresa la possibilità di togliere la potestà genitoriale a chi dovrebbe esercitarla nei confronti di questi minori. Sono naturalmente insufficienti per eliminare questo fenomeno. Certo, come tutte le leggi, la cattiveria e la stupidità umana non si controllano legislativamente, però occorre che lo Stato manifesti la sua presenza e che accanto a misure educative, che sono quelle fondamentali, dimostri anche una capacità repressiva per assicurare l'ordine pubblico e anche per risarcire le vittime di questi reati odiosi. Il cappellano del carcere minorile di Treviso dice serve più prevenzione che repressione. È vero che serve molto la prevenzione, però è anche vero che il sacerdote dei luoghi sui quali si è recata la nostra ministra aveva suggerito lui, assieme ai magistrati del luogo, questo tipo di misure. Si tratta di prospettive diverse che sono complementari. Serve l'educazione prima di tutto, serve la prevenzione, ma serve anche la repressione, perché lo Stato deve dimostrare di esistere e di assistere anche le vittime. Riforma della giustizia, si va avanti, Ministro, tra l'altro. La riforma della giustizia sta andando avanti secondo il cronoprogramma, qui adesso parliamo di una cosa più ampia, è già approdata alla Commissione del Senato, dove sta procedendo in maniera, direi, spedita. Tra poco presenteremo, adesso abbiamo presentato questo secondo decreto legge che deve essere convertito, ma ieri è stata insediata la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, con l'obiettivo di realizzare appieno quello che era l'intento del Codice Vassalli. Ricordiamo che il professor Vassalli, padre dell'attuale Codice di procedura penale, era, e siamo nel luogo giusto per commemorarlo, era un pluridecorato della Resistenza, partigiano che ha rischiato la vita varie volte, aveva fortemente voluto nel 1988-89 un codice di procedura penale in senso accusatorio e liberale, che però è stato snaturato sia da interventi governativi sia dalla stessa giurisprudenza.
Noi adesso vorremmo riportarlo alle sue origini, anche dopo le riforme costituzionali che sono state fatte, e attuare quindi completamente il sistema accusatorio anglosassone che proprio un eroe della Resistenza aveva voluto. Queste dunque le avete sentite le parole del guardasigilli, il trevigiano Carlo Nordio. Ci sono dei messaggi molto precisi anche da un punto di vista politico, la condanna dal punto di vista storico del nazifascismo, riaffermata oggi a 80 anni dalla firma dell'armistizio. Poi il caso Caivano e le ripercussioni sui territori, perché le baby gang non sono affare solo di Caivano o di Palermo, ma sono affare di tante città, Treviso compresa, e la cronaca ce lo dice tutti i giorni o comunque settimanalmente. E ancora la riforma della giustizia che sa da fare e va fatta, dice Nordio, che quindi accelera. Questa mattina era presente anche il sindaco Mario Conte, lo sentirete questa sera. Mario Conte, che è tornato sul decreto Caivano di ieri, dice bene questo decreto, ma appunto io preferirei puntare sulla prevenzione, perché la prevenzione è tutto il fattore culturale, è tutto il coinvolgimento dei giovani, che poi il messaggio lanciato anche dal carcere minorile di Treviso da parte di Don Otello, che è il cappellano dell'istituto penitenziario. Insomma, tanti messaggi. E poi c'è anche la politica. Avete sentito nel precedente collegamento Flavio Tosi, che di fatto fa un po' la corte a Mario Conte in un momento in cui Forza Italia sta facendo una campagna acquisti anche particolarmente aggressiva, soprattutto tra i leghisti. Mario Conte poco fa ai nostri microfoni ha declinato, diciamo così, l'invito di Flavio Tosi, l'invito, la speranza, il sogno, dicendo no, io resto nella Lega. Ma anche di questo parleremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Per il momento, caro Filippo, dall'esterno della caserma Cadorina con Nicoletta Rizzetto è tutto, e ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Avete sentito quindi il ministro Nordio ha parlato del cosiddetto decreto Caivano, quindi un inasprimento, un giro di vite a contrasto delle baby gang. Noi abbiamo chiesto ai cittadini che cosa ne pensano. Dobbiamo dare un segnale, quindi forse l'applicazione in toto di tutto potrebbe essere un'azione molto importante. Quello di sottovalutare ancora di più, perché è un fenomeno che si sta espandendo. Se hanno un po' di timore di essere, di avere multe, di essere incarcerati, magari che si comportino meglio, perché la prima educazione è parte dai genitori. Assolutamente no, sono corretta, anzi i cellulari bisognerebbe toglierli un po' di più a prescindere, perché stanno rovinando questa generazione che è sempre attaccata al telefono. Un po' troppo pesante, sia per i soldi che per le carceri per i genitori, perché il genitore lo manda in carcere per 3 anni, che gli dà da mangiare ai ragazzi? Sta sempre lì. Troppo leggere, perché partendo dalla scuola e dai genitori che ci va dietro, che ha sempre ragione loro, non va bene, non va. No, non sono pesanti, sono giuste, penso che veramente c'è bisogno di più controllo e sanzioni, però sanzioni e farle rispettare le sanzioni, se no... Serviranno poco secondo me, perché tanto o trovano il modo di non pagarle o trovano il modo di avere gli avvocati, cioè ci sono modi per non pagare le multe, tanto in Italia funziona così. Certe cose mi sembrano un po' eccessive, però altre, per esempio l'aspetto scolastico, mi sembra giusto punire chi non manda a scuola i figli. È anche giusto punire questi ragazzi e soprattutto anche i genitori. Adesso sul tempo di 3 anni là sono un po', c'è da discutere perché io non me ne intendo. Troppo lassismo e quindi le cose sono degenerate secondo me. Per me ok, certe multe possono stare, alcune sono un po' troppo pesanti forse, però comunque sono in primis i genitori, che è l'ambito sociale in cui vive il ragazzo, che devono andare a imprimere una certa educazione su quest'ultimo.
E adesso ci trasferiamo al Lido di Venezia, dove, come sapete, è in corso di svolgimento l'80ª mostra internazionale d'arte cinematografica che sta seguendo per noi Lorenzo Maier, che è con noi in questo momento in collegamento. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Dunque, che cosa bolle in pentola oggi al Lido? Oggi intanto è un giorno di grande lavoro per le giurie che sono partite nella mattinata verso Venezia e Castelfranco per fare le loro riunioni, visto che poi domani ci sarà la cerimonia di premiazione e si conclude questa 80ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ci sono ancora oggi gli ultimi 2 film italiani in concorso. Ieri è stato il giorno della sera dell'ultimo film italiano in concorso, quello di Giorgio De Litti, e comunque oggi è anche una giornata importante perché vede qui alla Mostra del Cinema alla Hotel Cerxio riunita la commissione parlamentare sui femminicidi, commissione parlamentare che come sappiamo da quest'anno è bicamerale, cioè riunisce rappresentanti sia della Camera che del Senato di tutte le forze politiche, che oggi farà qui il punto su questo problema purtroppo sempre drammaticamente attuale, visto che il nostro paese ci raccontano di un femminicidio al giorno e c'è la presenza del patriarca, delle autorità cittadine. Senti Lorenzo, noi abbiamo, scusami se ti interrompo perché purtroppo dobbiamo un po' correre, abbiamo 2 contributi di 2 illustri esponenti della nostra industria cinematografica che hai intervistato. Certo, abbiamo Valentina Bellè, attrice nel film di Giorgio De Litti, veronese, quindi veneta, delle nostre terre, e possiamo far partire il servizio. Sì, allora, l'altro era Mario Martone, ma noi adesso vediamo... Mario Martone che ha ricevuto a Venezia ieri, non aveva film, ma ha ricevuto il premio Bresson che è istituito dalla Santa Sede. Tanto sentiamo la Valentina Bellè. Com'è per te essere qui a Venezia in concorso? Beh, è sempre bello, insomma, quando si fa un film e viene in qualche modo, sì, se viene selezionato, viene considerato all'altezza, è sempre bello, sono molto contenta. I tuoi progetti per il futuro dopo questo film? Allora, ho fatto 2 film, uno di Simone Godano che è più leggero, è una commedia, e un film di Marco Tullio Giordana che usciranno l'anno prossimo, e adesso sono in vacanza. Ti manca il Veneto? Sì, ma io torno ogni tanto perché la mia famiglia sta in Veneto, i miei genitori, mia nonna, insomma i miei zii, per cui torno, è un po' dove prendere effettivamente fiato e riabbracciare i miei cari, questo è il Veneto per me. E cosa essere qui alla mostra a 80 anni? Faresti un augurio alla mostra? Beh, è un anno speciale, un anno un po' particolare questo, insomma, con lo sciopero di SAG-AFTRA che sostengo e che sono molto contenta delle lotte che stanno facendo. Sicuramente c'è stato un attimo di trambusto quest'estate, però anche la scelta di Barbera di invitare così tanti film italiani in qualche modo mi fa molto piacere, ecco, che ci siano così tanti film italiani in concorso. Ho sentito, io sono arrivata da poco, ma ho sentito che è stato comunque un successo quest'anno, pieno di gente, pieno di spettatori, per cui sono molto contenta. In Vellè, Lorenzo, poi noi abbiamo anche Mario Martone, regista. Certo, che come dicevo prima è stato premiato per il suo cinema di valore, anche se quest'anno non aveva film qui al festival, però è venuto appositamente a Venezia per ritirare il premio Bresson che è dato da Santa Sede. Peraltro Martone ha ricordato con una dedica molto bella un grande maestro di cinema scomparso qualche giorno fa, Giuliano Montaldo. Certo, sentiamo allora Mario Martone. Mario Martone a Venezia per un premio importante, è contento? Sono molto contento. E poi è un premio, non solo contento ovviamente che è un premio prestigiosissimo considerando chi l'ha ricevuto prima di me, ma anche un premio che spinge a farsi delle domande, no? Cioè come mai si viene premiati per sulla base di un'attenzione per un percorso spirituale,
Io sono un regista laico, diciamo, di sinistra, quindi sicuramente lontano eppure invece questo premio mi fa riguardare tutto il mio cinema, mi fa capire quanta invece comunanza quanta condivisione ci sia, no? con un mondo che indaga, diciamo, l'umano e la spiritualità come quello cattolico. Nel mio ultimo film, Nostalgia, c'è il personaggio di un sacerdote che è un personaggio chiave, diciamo, nel film, ed è una persona molto importante a Napoli, perché padre Loffredo è una persona che nel quartiere della sanità ha fatto tanto. E oggi che appunto nella nostra città ancora sempre si continua a sparare, si continua a morire per ragioni assurde, è chiaro che capire, come dire, che bisogna guardare l'umano in faccia, insomma, ecco, quindi nel bene, nel male, e sapere, come dire, che l'unica cosa che però ti può salvare è una testimonianza spirituale, qualunque cosa questa cosa significhi, è l'unica cosa che ti dà senso. Mario Martone. Lorenzo, qua siamo già quasi in fase di bilancio per questa 80ª edizione, un bilancio positivo anche per quello che riguarda per esempio il numero di spettatori. Sì, numeri di spettatori che non sono diminuiti, anzi sono cresciuti, per cui la presenza in sala è stata molto molto buona e è davvero un segnale positivo, perché si temeva che l'assenza di sale americane portasse un calo di presenza. Invece le sale erano piene, ecco, un po' meno Tremolo, ma comunque Venezia si è confermata centralità per il mondo del cinema. Bene, grazie. Grazie a Lorenzo Maier allora, e naturalmente continueremo a sentirti, anche perché adesso entriamo proprio nella fase proprio calda finale del festival. Grazie Lorenzo. Noi ci spostiamo in Cima Grappa perché alla presenza del ministro Crosetto e delle autorità ungheresi è stata issata la bandiera dell'Ungheria, che fino ad oggi per ragioni storiche non c'era. Da oggi sul Sacrario del Grappa sventola anche la bandiera dell'Ungheria assieme a quelle dell'Italia e dell'Austria. Il vessillo di un popolo che qui ha combattuto e sofferto e che rende onore ai tantissimi soldati che su questo monte hanno perso la vita. 23.000 quelli sepolti nel Sacrario, combattenti dei due fronti che riposano assieme, e il luogo della memoria diventa terreno fertile di incontro, di riflessione, di libertà. Qua è stata fatta l'unità d'Italia, sulle spalle, sui destini di centinaia di migliaia di morti. Allora noi siamo qua per onorare quelli che hanno combattuto per l'Italia, ma siccome ognuno combatteva per una bandiera con lo stesso orgoglio, onoriamo anche quelli che hanno combattuto contro di noi. E siamo lieti di aver dato agli ungheresi la possibilità di ricordare i loro morti, che sono stati migliaia e migliaia in queste zone, e di poter vedere sventolare la loro bandiera. Dopo lo scioglimento della monarchia austro-ungarica, una sola nazione, quella austriaca, ha avuto il diritto ad innalzare la propria bandiera, nonostante ci avessero combattuto tantissimi ungheresi che poi di conseguenza hanno perso la vita qua. E noi ci tenevamo molto ad avere questa opportunità, e grazie al ministro e grazie al governo italiano ci è stata data. Ancora una volta sono i soldati che hanno combattuto la Grande Guerra a unire trasversalmente la nostra Europa. Il vessillo ungherese qui testimonia quanto sia ovunque la volontà di ricostruire, la volontà di stare assieme. Il giusto riconoscimento anche alla componente ungarica del esercito austro-ungarico, e quindi che ci sia anche la bandiera ungherese è corretto, così come c'è da tanti anni ormai la bandiera austriaca. Una cerimonia sentita che ha visto la deposizione delle corone d'alloro, prima al monumento ai caduti austro-ungarico, poi a quello italiano.
A 105 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, l'impegno è quello di mantenere viva la memoria, ha sottolineato il ministro Crosetto, perché sul Monte Grappa si è scritta una delle pagine più importanti della storia italiana. Il Grappa rappresenta il luogo, oltre che sacro alla nostra patria, ma di pace tra i popoli per tutta Europa. Quindi il fatto di andare a ricordare anche eserciti di stati che oggi sono stati indipendenti è un momento bello, e mi auguro che le delegazioni dell'Ungheria siano presenti anche dall'anno prossimo alla prima cerimonia della domenica di agosto. Ci fermiamo per un istante e torniamo subito. Rimanete con noi. Bentornati a Focus TG, ora parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza che ha permesso di sgominare una banda che spacciava droga tra le province di Padova e di Vicenza. 8 arresti e 30 indagati, 10 kg di droga tra cocaina ed eroina sequestrati. Questo il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. L'indagine, partita dalla scoperta di un traffico di droga nella città euganea, è nata col pedinamento di spacciatori tunisini fino ad arrivare ai fornitori sparsi tra Milano, Padova, Selvazzano Dentro e Vicenza. I finanzieri sono così riusciti a scoprire che a gestire il traffico dello stupefacente erano 2 distinti gruppi, uno di albanesi e l'altro di italiani, che per l'approvvigionamento facevano riferimento ad un'unica banda proveniente dall'Albania e localizzata tra Milano e Varese, che era in grado di fornire ingenti quantitativi di cocaina ed eroina ai propri connazionali in Veneto e alle varie cellule dislocate nel nord Italia. Sono stati sequestrati anche contanti per 30.000 euro circa, probabilmente provento dell'attività illecita. Tra gli 8 arrestati ci sono tunisini ed albanesi, spacciatori e corrieri che usavano auto con doppi fondi per nascondere lo stupefacente e telefoni criptati. Al termine delle indagini, gli elementi raccolti dalla Procura di Venezia hanno consentito di identificare anche 30 persone tra italiani, albanesi e tunisini per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio. Lutto nel mondo della politica regionale, è morto l'ex consigliere regionale Santino Bozza. È mancato ieri sera nella sua casa di Monselice Santino Bozza, 75 anni, colpito da un infarto. Esponente storico della Lega Padovana e Veneta, è stato un vulcanico consigliere regionale e ricopriva ancora oggi il ruolo di consigliere comunale. Spesso clamorose ed eclatanti le sue battaglie insieme a Paola Goisis, specialmente durante la gestione del carroccio di Flavio Tosi, che chiese la sua espulsione. Leghista storico, iscritto dal 1992, rimasto sempre fedele al fondatore del partito, Umberto Bossi. Il presidente dell'ente Palio di Montebelluna, Nicola Palumbo, è stato aggredito allo stand da un 20enne alterato che voleva della birra. Al rifiuto sono scattati calci e pugni. Il fatto di essere aggrediti non è mai una cosa bella, specie se poi sono mesi che pensi a una manifestazione, la organizzi, dai il massimo in quei giorni, che viene anche bene, devo dire, perché poi siamo stati veramente sommersi da tanta gente che ci ha voluto bene. E il finale è stato un finale amaro dal punto di vista, perché voglio dire, cosa pensi di ottenere picchiandomi? Picchiato da un giovane di poco più di 20 anni, già alterato, che lunedì notte si è presentato allo stand del Palio di Montebelluna per chiedere della birra, al rifiuto del presidente Nicola Palumbo, che dopo le 2 del mattino, anche avendola avuta la birra, non avrebbe potuto somministrargliela, è scattata la violenza. Lui è andato subito in escandescenza, ha iniziato a urlare, insultare, usare parole forti, offendere. Dopo un po' gli ho detto: sentimi, è inutile che stai qua a offendere, vai via perché è inutile che insisti, non è che offendendo la birra arriva, non ne ho più. E a quel punto si è avvicinato a tanto così dalla mia faccia, prima mi ha dato un pugno e poi un calcio, il pugno sul lato del torace, sul costato, e il calcio sulla gamba. Sono andato poi al pronto soccorso a farmi controllare, una prognosi comunque tutto sommato di 8 giorni, quindi nulla di infinito, solo contusioni, no
fratture, questa è una cosa positiva. 8 giorni di prognosi per Palumbo, che è comunque ritornato subito al lavoro. Ieri mi è arrivata una foto, ho trovato una foto nei social, me l'hanno mandata, ho detto ma è lui, e quindi oggi sono andato a fare querela presso il comando del Carabinieri di Montebelluna insieme al referto medico. Una violenza scaturita senza motivo, se non l'alterazione del ragazzo. Palumbo, di fronte a un sincero pentimento, si dice disposto anche a ritirare la querela. In cambio magari di qualche ora, di qualche mese anche di volontariato, in modo da comprendere la nostra fatica, in una delle tante associazioni di Montebelluna sei anche a disposizione per togliere la querela. Però ci deve essere un pentimento vero e un impegno vero a lavorare per le tantissime realtà associative che abbiamo nella nostra città. Da Montebelluna a Mestre per raccontarvi di una guerra a suon di carte bollate tra gli ortodossi moldavi e gli ortodossi greci per la chiesetta della Natività. Domani io ho già in programma nella mia agenda un matrimonio e un battesimo alle ore 13 e come vedete guardate la chiesa è chiusa con i lucchetti e io non lo so cosa farò domani. Ho avvisato i sposi e la sposa ha cominciato a piangere. Sorpresa amara per la quasi neosposa ortodossa di nazionalità moldava, si è vista sfumare il matrimonio a nemmeno 24 ore dalla prevista cerimonia. E ha cominciato a dire ma io ho preparato tutto, il ristorante, ho preparato gli ospiti, sono venuti da lontano, dai altri paesi anche sono venuti per questo matrimonio. Accade a Mestre, dove per una guerra a colpi di carte bollate in corso da anni, la comunità moldava e quella greca ortodossa da martedì scorso sono letteralmente separate dai lucchetti posti all'interno e all'esterno della chiesetta neogotica della Natività della Madre di Dio, all'ex Umberto I, che fino a pochi giorni fa li riuniva liturgicamente sotto lo stesso tetto. Chiesetta ristrutturata dalla comunità dell'Est che di tasca propria ha speso più di 200.000 euro, dice padre Anatoli. Dopo 9 anni di sacrificio che questa comunità moldava, insieme a quelli che frequentano anche i georgiani, che frequentano anche ucraini, romeni, anche russi, anche greci, alcuni. Accesso negato alla comunità ortodossa dell'Est Europa. A deciderlo l'ordinanza di fine luglio scorso emessa dal giudice Fabio Massimo Saga del Tribunale di Venezia. Ha stabilito che non sarà più nella disponibilità della comunità moldava. Il motivo? La cosa è un po' complicata e riguarda dinamiche interne alle due comunità. Spiegate in modo semplice, basta dire che in primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla comunità moldava e ora in secondo a quella greca. Nel mezzo i 5.000 della comunità moldava che ora si sono dati appuntamento domenica prossima dalle 9 del mattino per un presidio davanti all'amata chiesetta. L'appello di padre Anatoli al Comune di Venezia, Monsignor Moraglia, affinché, in attesa di una soluzione, possano tornare a pregare, almeno per l'intanto, nella chiesetta di San Martino a Campalto. Una chiesa, grazie al Patriarcato di Venezia, a Monsignor Moraglia e anche alla comunità di Campalto, Monsignor Massimo, che ci ha ospitato. Tutto è pronto a Marostica per le celebrazioni del centenario della sezione delle Penne Nere. C'è grande attesa a Marostica per la festa di 100 anni della sezione, con le celebrazioni che entrano nel vivo già da sabato mattina. Alle 8:30, dopo l'alzabandiera, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria conferirà all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria. A seguire il Consiglio Direttivo Nazionale ANA nella sala consiliare del Castello Inferiore. Alle 21 in piazza Castello una serata straordinaria con i cori ANA, Marostica e Cadore Congedati, con la diretta di Rete Veneta di un evento imperdibile. Domenica mattina saremo in diretta dalle 8:30 per raccontarvi ogni fase dell'ammassamento e dello sfilamento, con i volti, le voci e le storie delle Penne Nere marosticensi. Seguiremo in diretta anche la messa celebrata dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, e tutti i saluti delle autorità dal palco allestito in centro. 2 giorni di grande festa per una delle sezioni più amate e gloriose degli alpini. Ancora una volta, assieme a Rete Veneta, la TV delle Penne Nere. E dunque vi ricordo ancora una volta gli appuntamenti che avete sentito nel servizio di Ferdinando Caravello. Sabato dalle 21 il concerto dei cori alpini in piazza a Marostica in diretta su Rete Veneta, su questo canale, e quindi domenica dalle 8:30 la diretta dello sfilamento. Con questo per ora da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.